Freeman resta bene in difesa. Howard, Freeman si prende il fade away, va a rimbalzo però Tessitori che chiude. 5 secondi per chiudere l'azione di Napoli. Micinò attacca, poi si spazia dal difensore, in questo caso Freeman. Gran canestro, la palla Jordan Parks in questa situazione per la Reyer. Howard va da Ja'Cory Williams al centro dell'area, le finte su Watt, lo lascia lì. Gran movimento, ha un solo possesso pieno di distacco. 9 punti di Williams, 4 su 6 da 2 punti. Spissu, arresto tiro da 3, Marco Spissu. Guglietti dentro da Ja'Cory Williams che attacca ancora forte, la finta su Watt, altri 2 al suo posto. Ramos che passa questa gran palla a Willis che si muove bene proteggendosi col ferro e trova 2 punti. Realizzare il canestro della partita probabilmente, sicuramente a livello di highlight, con lo schiaccione che però non è andato a termine. Ci pensa poi Watt. Watt riceve in area, va su con la mano sinistra, canestro e fallo. A mettere a referto numeri impressionanti. Qua va su Granger, fuori dall'arco per Ramos che prende e spara e ne segna 3. Pronto Tessitori a rimettere i piedi in campo, lo vedete sullo sfondo, penetrazione, canestro e fallo. Torna sui suoi passi, 5 secondi a chiudere l'attacco della Reyer. Tessitori riceve scomodo, meno 2 secondi, quasi allo scadere. Tessitori con la mano mancina. Venezia per azzannare alla giugulare questa partita. Palla dentro per Tessitori che schiaccia il nuovo massimo vantaggio Reyer, più 14. Non mollare mai in questa partita e anche in precedenti gare. Arresto e tiro di Howard. Poi anche Williams. Tessitori, la partenza in palleggio, gliela porta via come un novello Arsenio Lupin. Ja'Cory Williams poi riceve in area e va a chiudere. Grande giocata ancora una volta in... Ancora tempo ma non tantissimo per Napoli. Howard lascia lì Spissu, mamma mia che canestro anche in questa occasione di Jordan Howard, giocatore veramente abbacinante quando si accende. 7 punti in questo quarto per lui dopo i 7 del primo. Ramos dall'arco a mettere il sigillo su questa vittoria dell'Umana Reyer. Poi ci prova Stewart da 3 punti, non va. Finisce 82-71 per l'Umana Reyer.